Ben ritrovati in nostra compagnia e buongiorno al direttore di Arlef, William Cisilino, che è in collegamento Skype con noi. Grazie, ben trovato. Buongiorno, buondì a tutti. Allora, parliamo di insegnamento della lingua friulana a scuola perché? Perché c'è tempo fino al 25 gennaio per le famiglie per poter scegliere appunto per dire sì al friulano a scuola per i propri figli, una scelta che lo scorso anno è stata fatta dal 76% dei genitori, giusto? Questi sono i dati e Arlef si sta impegnando insomma anche attraverso una guida, ne parleremo appunto in questo spazio, per ampliare magari anche il numero di coloro che faranno questa scelta. Sì, ogni anno, diciamo, abbiamo sempre avuto dei dati molto confortanti da parte dei genitori. Questo significa che l'insegnamento della lingua friulana a scuola viene vissuto come qualcosa di positivo da parte della popolazione. Questo peraltro è confermato anche dalle indagini sociolinguistiche che abbiamo svolto. L'insegnamento a scuola è molto importante, non solo per la lingua friulana, ma in generale per qualsiasi lingua, perché se è vero che le lingue si imparano e si trasmettono prevalentemente in famiglia e quindi è bene che la famiglia sia il luogo principale in cui anche la lingua friulana viene trasmessa, non possiamo pensare nella società contemporanea che una lingua possa sopravvivere se non è anche scritta e se non è approfondita dal punto di vista culturale, letterario, storico, che è quello che appunto si fa nelle nostre scuole con l'insegnamento della lingua friulana. Ecco, diciamo appunto che ci sono due aspetti, c'è quello appunto della tutela della lingua friulana stessa, della sua valorizzazione, ma poi nella scelta che un genitore deve fare c'è anche un ragionamento che viene fatto proprio su quelli che possono essere i benefici stessi per il bambino, appunto per il ragazzo che si accinge, che si impegna anche nell'apprendimento della lingua friulana. Proprio ne parlate anche in questa guida che è scaricabile dal sito www.arlef.it che si intitola Crescere con più lingue, che già nel titolo insomma ci fa capire come possa esserci un vantaggio dal punto di vista dell'apprendimento anche di altre lingue e qui insomma anche un legame fra quello che riguarda un aspetto locale e quello che riguarda invece un mondo globalizzato come quello in cui viviamo. Certo, diciamo che il libretto che ha citato lei sfata come minimo due luoghi comuni. Il primo, diciamo, riguarda il fatto che il friulano non è messo in concorrenza con l'inglese o con altre lingue. Spesso si dice, ah, che senso ha fare le lezioni di friulano, meglio fare le lezioni in inglese, ma le lezioni di friulano fanno parte del 20% di curricolo scolastico che è scelto a livello locale e regionale, quindi non va a togliere assolutamente ore alle altre materie. D'altro canto è ormai comprovato da oltre 30 anni da tutte le ricerche che sono state fatte a livello psicologico e psicopedagogico che apprendere e dominare almeno due lingue fin dall'infanzia permette di imparare un'ulteriore lingua o anche più lingue, in questo caso lingue straniere, con molta più facilità. Quindi diciamo chi impara il friulano fin da bambino e lo pratica in famiglia, soprattutto anche lo approfondisce a scuola, ha più facilità di imparare le lingue straniere. Ma dirò di più, ha più facilità a imparare anche l'italiano, anche qui diciamo va sfatato un luogo comune. Se la lingua friulana viene insegnata in maniera contrastiva con l'italiano, permette di imparare meglio entrambe le lingue, perché è proprio nel confronto che uno capisce degli aspetti che sono di carattere metalinguistico, che se invece stesse solo, nuotasse solo nel mare monolingue non se ne accorgerebbe. E questo diciamo è anche un vantaggio
che permette di aprirci all'approfondimento di altre tematiche come sono quelle legate appunto al confronto con le altre lingue. Poi il friulano ha delle caratteristiche, per esempio, che rendono molto più facile imparare lingue come l'inglese, ma anche come il francese, con cui ha molte cose in comune, anche lo spagnolo, solo per fare alcuni esempi. Quindi veramente ci sono dei vantaggi che riguardano, chiaro, il mantenimento della lingua e della cultura friulana, perché se non lo facciamo noi non è che lo faccia qualcun altro, ma anche l'aprirsi verso il mondo. C'è anche un vantaggio, anzi più vantaggi a lungo termine proprio sulla salute stessa del cervello, sul funzionamento stesso del nostro cervello? Sì, queste sono ricerche che sono state fatte in varie università e istituti di ricerca, anche nella nostra Sissa di Trieste, ma soprattutto penso all'Università di Edimburgo e molte ricerche sono state fatte anche nelle università canadesi. Tutte queste ricerche hanno dimostrato che chi parla più lingue fin dall'infanzia migliora anche alcune capacità cognitive. Per esempio, è più portato ad adattarsi a nuove situazioni, è più portato a risolvere dei problemi che già non conosceva, e questo per alcune materie risulta molto molto, diciamo così, vantaggioso e utile, a prescindere dagli aspetti strettamente linguistici. Poi ci sono almeno due importanti ricerche che dicono che chi parla almeno due lingue fin dall'infanzia ha meno probabilità di ammalarsi di malattie neurodegenerative, quindi ha un'influenza positiva anche da questo punto di vista. Sulla guida, insomma, infatti non a caso leggiamo il mio regalo che i genitori sa poi di infare all'orfì. Ma come fare questo regalo allora ai figli? Perché diciamo c'è tempo fino al 25 gennaio e come si sceglie il friulano a scuola? Allora, la scelta è molto semplice quando si va a compilare ormai il modulo online per la richiesta dell'iscrizione a ciascuno dei cicli scolastici, quindi l'iscrizione alle ore di friulano avviene il primo anno della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. E quando si fa l'iscrizione, appunto, bisogna spuntare la casella riguardante l'insegnamento della lingua friulana. Siccome questo processo è centralizzato da parte del Ministero, a volte può capitare che il sistema non funzioni e quindi che non si trovi l'opzione. In quel caso lì si può fare la richiesta presso la segreteria della scuola. Naturalmente, lo ripeto, la scuola è il luogo dove approfondire la lingua e la cultura friulane, però è essenziale che la lingua friulana venga parlata a casa, e nel libretto appunto Cresci cum plui lenghis, che si può scaricare dal nostro sito arlef.it, noi diamo alcune indicazioni su come fare, perché a volte, ad esempio, in casa o in famiglia c'è solo una persona magari che parla il friulano, no? Allora, in quel caso lì le ricerche più avanzate consigliano di utilizzare il metodo una persona, una lingua, per cui quella persona parlerà al bambino sempre e solo in lingua friulana, anche se il bambino magari si rivolge in italiano o appunto non risponde in friulano, però è molto importante questo metodo perché dà dei risultati abbastanza consistenti sul medio periodo. Ovviamente se un bambino ha la fortuna di trovare in casa invece una situazione friulana, il friulano diventa la lingua della famiglia. Anche qui il consiglio che diamo è che molto spesso i bambini che tornano da scuola e quindi provengono da un ambiente quasi totalmente italofono tendono a passare all'italiano anche magari quando sono in casa. Lì è molto importante che il genitore mantenga il friulano,
ma soprattutto è importante che non mescoli le lingue, perché se incomincia a mescolare le lingue in casa, italiano-friulano, allora si crea confusione. Se invece a casa si parla friulano e a scuola, nel resto della società, si parla italiano, nel giro di pochi anni il bambino è perfettamente bilingue con tutti i vantaggi che abbiamo detto. Dare un futuro alla lingua friulana, imparare meglio altre lingue e avere capacità cognitive più sviluppate. Grazie allora per anche queste dritte, perché insomma proprio appunto mi interessava capire anche in famiglia come ci si doveva muovere in questo senso, quindi l'indicazione è quella appunto chiara di non mescolare le due, quindi di trattarle insomma proprio come due lingue diverse, come di fatto sono anche nella mente proprio del ragazzo, del bambino. Grazie William Cesirino per essere stato con noi questa mattina e buon lavoro. Grazie a voi, Mandy. E noi ci rivediamo tra pochissimo ancora con Ore 7.